Dal 1994 a oggi i casi di TBE accertati in provincia di Belluno sono stati 240, oltre 1500 quelli per malattia di Lyme. Encefalite borreliosi, patologie legate alla puntura di zecca, da un mese a questa parte sono tornate a manifestarsi e a creare preoccupazione. La presenza di zecche è più frequente ad altitudini inferiori ai 1000 metri, non solo nelle zone boschive, ma anche nei parchi del capoluogo. Dalla riapertura delle visite ambulatoriali sospese causa Covid, fra consulenze telefoniche e visite vere e proprie, sono stati osservati settimanalmente almeno 4-6 casi di punture di zecche, mentre nell'ultimo mese nel reparto di malattie infettive del San Martino sono state ricoverate 4 persone con TBE, tutte fortunatamente dimesse, guarite. Comportamenti virtuosi possono ridurre il rischio di morso di zecca, come camminare su sentieri battuti, evitare di sedersi direttamente sull'erba, indossare abiti coprenti e calzature idonee, utilizzare prodotti repellenti per gli insetti che però non garantiscono una protezione assoluta. Buona norma, ricorda l'ULSS, è quella di ispezionare il proprio corpo e soprattutto quello dei bambini al rientro a casa, così come utile risulta il controllo periodico degli animali domestici. Per la prevenzione della TBE è disponibile un vaccino che da un anno è gratuito per i residenti nel territorio dell'ULSS 1, mentre per i residenti nelle altre province venete la vaccinazione è offerta alla tariffa agevolata di 25 euro. Le vaccinazioni anti-TBE sono riprese sia a Belluno che a Feltre con la modalità drive-in e hanno già superato complessivamente quota 1100. A breve la modalità sarà attivata anche negli altri distretti sanitari della provincia. L'ospedale di Belluno è il centro di riferimento regionale per le patologie trasmesse da zecche. Lo scorso dicembre ULSS 1 e Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno sottoscritto un accordo che prevede l'implementazione dell'attività di ricerca per lo studio delle malattie trasmesse dalle zecche nell'interfaccia uomo-animale. Obiettivo: istituire un sistema di sorveglianza in una nicchia ecologica particolare qual è quella di Belluno.